Buonasera a tutti, visti voi, nuova alle oie di 6 che adesso mese di aprile 2026. Bene, cominciamo dando cartella sadie, questa bella nuvetta che ci sono presentando, chiacchiere di guarnizione su quello nostro, eccolo qua, come sono cosa passata, speriamo che non cuccuzzano e poi la capire dai tenonare da Saravallo, però io la corsiane a velocità che non ne fa conto, prima che hanno fatto la fotografia, 4 minuti o 15 minuti fa che c'è in chini al largo come sono arrivando. Ecco qua i dimori di tenonare ecco infatti da ora a mezzodia cominciano già a essere mezzo popolato e poi a salvare la Murabella, l'ha salvato fino a Sassese delle Ottelie e poi torna a spalazzare. Bene, che Napoli, Crasa, sono riuscita a scaricare la banda prima che viene tapparsa fuori la fotografia, hanno che lo spalazzato il polto da dire 21 gradi di temperatura massima, che minimamente la soglia è che 9 gradi, sa massima 11 gradi, la minima, andiamo da innanzi. Oye, bata divieto de Zosta, 6 di aprile, in via De Fenu, sul numero civico, allora numero 62, lo via si c'è che via Salvini, bisogna fare che stravaglio, l'ognatura, eccetera. E dimos già Esta dell'Antoiogli, l'Ebre 2001-1991, festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, Biti 23-25 aprile dal 23 al 25, quindi 23-24, 25 2026. Irimo Giovia 23 di aprile, Itte Bamoso a ore 11, Chiesa San Giorgio Santa Messa, ore 16, Chiesa San Giorgio Santa Messa. Poi processione solenne subito dopo la messa con la partecipazione dei cavalieri e dei costumi di Bitti, del gruppo Folco Santa Sabina di Patara, del gruppo Folco Olbiese di Olbia e Monte Alma di Nulvi. Poi ore 21 Piazza Sproni, serata folcloristica con il gruppo Folco Sabita e Mini Folco Sabita, Monte Alma di Nulvi, gruppo Folco Olbiese di Olbia, Santa Sabina di Patara, tenore romantese di Biti, tenore Sure Medio di Orosei, sul contratto di Antonio Maria Cubadda del Seneghe e poi a finire, a concludere la serata tutti a ballare con il gruppo Ballare e Ballare Boys. Venerdì 24 aprile, ore 16.30 Piazza Sproni, giochi e animazioni per bambini, ore 22 Piazza Sproni, i cugini di campagna in concerto a Sasurni, poi voglio tornare negli anni 90 con Paps. Sabato 25 di aprile, ore 20, salone parrocchiale, serata finale con la tradizionale cena di zambene, cordere, pezza e patata. A tenerci compagnia, canti e balli con il gruppo etnofolco Abbraccio Stentor. Estrazione, sottoscrizione e premi. Ebbene, come dimmo a uno, ecco qua, 25 aprile, la Serana Folk, la Serana Vizichesa, a Saldecche, bisogna abbraccio Stentos. Poi Paps, questo è steso 24 di aprile, dopo i cugini di campagna, voglio tornare nei ecco qua, serata San Michele, e poi cambiamo pure viata, che se no non si vede bene la cosa. Ecco qua, poi abbiamo ballare, ballare voi, se questo è il 23 di aprile, la serana folk, dopo che la professione, il tenore, e il gruppo del ballo, abbiamo ballare e ballare voi, si può ballare tutti pari. Ecco, ritiro pecore, si avvisano gli allevatori che il ritiro delle pecore è fissato per il giorno lunedì 20.04 presso il campo sportivo, ecco, lunedì 20, dalle ore 8.30 alle ore 12.
Il foglio rosa deve essere indirizzato al mattatoio Goldi Carni SRL, zona industriale solo Lula, codice Marcello 2078 M. Autista, Goldi Giovanni, Automedo, tutte le indicazioni, compilare il foglio rosa con data di uscita 21, però dobbiamo scurrezzire questo toccamento che è sbagliato, è su 20 e non su 21, e dato che bisogna lo correziamo diretto, casi no, che sbagliare qualche cosa non visto mai. Allora vediamo un po', è sbagliato, ecco qua, quindi modifica post, die 20, ecco qua, ritiro Verbeckes, ecco, correzzito a posto, pensate fatto. Poi vamos ora dolce in fondo i cugini di campagna, per campagna pacuana, insomma comunque sono da campagna a Gambale, non le Iuca, BT 24 aprile ore 22 a Saldecche 0 cantano i cugini di campagna che intanto lo stimano, insomma, e stimamo. Poi abbiamo appuntamento Maccalura, questo sulle 8 di aprile, questi crasa, dunque, incomincia da ultimo piacere di invitare all'inaugurazione della mostra Neosurrealismo e Utopie in Europa, il SUMAC di Lula. Poi abbiamo il premio tesi di laurea questa Scrasa, corso di laurea magistrale in progettazione delle aree verdi e del paesaggio, presentazione della tesi dal titolo Territorio e Resilienza, interventi di mitigazione contro il rischio idrogeologico nel caso Bitti, biblioteca comunale ore 18. Poi abbiamo la Mesubirra evangelica, Gesù e la vita anche dopo la morte, quindi abbiamo giovedì 6 che storie sempre 19:30, 20:30, i su Jolly, no, Cin Bar. Benedizione delle famiglie 2026, Oie di Eseichi, via Garibaldi, via Arborea, via Mulino, via Montezepio, via Garibaldi, via Nino Bixio, via Giovanni XXIII, cioè a Manzano, via Garibaldi, via Arborea, via Mulino, via Montezepio, a Porta Idie, via Garibaldi, via Nino Bixio, via Giovanni XXIII. Poi abbiamo primavera al parco Tempilora, adesso, credo che su Decche 9, tour in quad, pranzo tipico partente dall'agriturismo Ertila, tutto compreso. Abbiamo lingua sarda nella liturgia, tutte stesse in scuola, ma organizzato da sempre Vizzichele, insomma, stiamo dell'AIE, che su coro Eminas impare, che organizzano questo bello convegno, il piacere di invitarvi all'importante convegno, in un bisogno relatori Monsignor Sebastiano Sanguinetti, professor Bacchisio Bandino, e comunicazione di Sebastiano Delai. E questo è stato da lì vecchie 9 a 7:30 in scuola il suo locale dell'Unione dei Comuni Montalbo. Eccola la prima pagina della Unione Sarda. Continuità, intanto va bene qui. Ascolta, Nina Carai, buona giornata, buona via a te puro, continuità a rischio, la soluzione non decolla. Vertice a Roma, il Ministero dei Trasporti, ipotesi rincari o taglio delle tratte. Selargus, donna precipita dal terzo piano, omicidio, il dolore per Michele scusa, è morto in una macchina, in un incidente. Mario Pudu partecipa al dolore per la morte di Michele Murgia, 21 anni, a bordo di un'auto rubata uscita di strada, praticamente illesi due amici che viaggiavano con lui. Domani Inter Cagliari, la sfida degli Esposito, due Esposito che si sfidano, sono chissà, poi lui dice il articolo che bestintro. Andiamo dai Nantisi, Nuova Sardegna, prima pagina, assalti tutti a processo, la rapina nel Livornese,
La banda dei sardi aveva svaligiato un blindato, tutti e 12 gli imputati davanti al GUP. Scelgono il rito abbreviato. Imprenditore di Chiesi ucciso negli USA in Giri Brifichetta. Abbattere le accise per la Sardegna e Sicilia, cosa è proposta dal PD al Senato. Non proposto Sisiac nelle supposizioni. Dermatite bovina, ritorna l'incubo regione, vigiliamo, ritorna l'incubo, regione, vigiliamo, proprio appunto dermatite bovina. Precipita dal terzo piano e muore, ipotesi omicidio, indagato 87enne giallo sulla morte di una donna a Cagliari. Andiamo dai Nantesi, entriamo subito in merito del comunicato del convegno che veste Siniscola, la lingua sarda nella liturgia. Siniscola, confronto fra Monsignor Sanguinetti e l'antropologo Bandini. Organizza il coro Eminas Impare in collaborazione con l'Unione dei Comuni. Sebastiano De Laiba, Chivio Bandino, Pintato. Siniscola, il cammino del sardo verso una piena dignità liturgica, segna una tappa fondamentale a Siniscola. Domenica prossima, 19 aprile alle 19:30, i locali dell'Unione dei Comuni del Montalbo ospiteranno il convegno La lingua sarda nella liturgia, norme e prospettive, un evento di alto profilo che vedrà il confronto tra Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo emerito della diocesi di Tempio Ampurias e delegato della conferenza episcopale sarda presso il Vaticano per questa delicata materia, e l'antropologo Bachisio Bandini. Va bene, abbiamo già dato. Allora andiamo dai Nantesi, province senza soldi, colpa dello Stato, non che del Cicolini, il presidente Cicolini porterò il caso a livello nazionale. Dopo il via libera al bilancio, il presidente della provincia denuncia i tagli nei trasferimenti statali. Va riconosciuto il lavoro della regione che già nel 2025 ha scelto di rafforzare concretamente il ruolo delle province con risorse aggiuntive importanti, dice Giuseppe Cicolini. Però non possiamo ignorare una criticità strutturale. I contributi alla finanza pubblica continuano a sottrarre circa 10 milioni di euro, annullando di fatto gli effetti dei trasferimenti regionali. Si crea così una situazione paradossale in cui agli sforzi della regione si contrappongono i tagli dello Stato, con il risultato di limitare fortemente la capacità degli enti di programmare e intervenire. Allora, foreste aperte, tanti eventi a Torpè, escursioni a piedi, a cavallo, in quad e in kayak. Dopo lo debiti e la volta di Torpè, terzo evento con foreste aperte il 19 aprile, chiusura il 25 aprile a Posada. A Torpè previste escursioni a piedi e a cavallo per esperti fino a Monte Nurres. In quad nell'oasi di Sadea e in kayak sul rio Posada. Kayak è una canoa, insomma. A Remoso, provincia, cantieri aperti, soldi per viabilità e scuole. Cicolini, la regione investe ma lo Stato taglia i fondi. Vinitaly celebra la vernaccia, il fascino di una storia millenaria. Cantine Contini, portiamo avanti la tradizione di una varietà unica al mondo. Tra i sardi il primo premio è andato a Riserva 2006 dell'azienda Silvio Carta. In cattedra 3 eccellenze sarde, la degustazione di alcuni tra i migliori italiani nello stand del Gambero Rosso, protagonisti i vermentini, Saldenia 85 e Cramori e il Carignano del Sulcis 6 Mura, dessa ditta Mura. Confronto nello stand di Surrau tra il nuovo Sciala Edizione e il classico. Cioè bisogna tutto tipo di dibattito, insomma, sommelier di vario tipo.
Senato, proposta Dem per abbattere le accise per la Sardegna e Sicilia, imbolicata in forza di multa. Il ministro Urso, pronti a nuovi strumenti. È possibile ridurre l'impatto del caro carburante in Sardegna applicando la Costituzione e abbattendo l'unica voce mobile del paniere che rappresenta il prezzo globale della benzina e del diesel alla pompa, e cioè le accise. Ma un emendamento dai senatori Dem, Marco Meloni e Antonio Nicita, eletti rispettivamente in Sardegna e Sicilia e componente della bicamerale insularità, al decreto legge sui prezzi petroliferi propone due distinte azioni al governo: dimezzare le accise per i consumatori finali di Sicilia e Sardegna per il 2026, che si accumulano al taglio temporaneo predisposto dal governo e introdurre un obbligo per le raffinerie insulari Augusta, Siracusa, Milazzo, Sicilia, Sabato e Sardegna di riservare quote di prodotto ad aeroporti e porti locali. La proposta non è male, però schimo già che il Stato non funziona gai. Il Stato già manicane batto il miliardo all'anno, dessa accisa che deve incassare la Sardegna a poco contratto. Quindi una legge numero 20 ha stabilito che il prodotto, cioè Saras, non si configura Saras, ma si configura in un benvenuti commercializzato fiscalmente, cioè in Livorno e in Civitavecchia, e dunque è chiaro che cosa l'accisa applicata dopo che il prodotto si configura, la si incassa si stato e non la si incassa invece la Sardegna come in contratto. Insomma, batto un miliardo a sanno, non è spaparanzolo. Dermatite bovina, manco paparanzolo volato. Dermatite bovina, nuovo focolaio nel Sarrabus, blocco immediato. La scuola che esiste, manco sono credibili le canto, sono paradossali. L'allevamento colpito era già vaccinato dal Ministero, stop alla movimentazione. Nuovo focolaio nel Sarrabus. Torna l'incubo, dermatite bovina in Sardegna. Ieri il Centro Nazionale di Riferimento di Teramo per le malattie animali ha confermato il caso di un allevamento di 148 bovini con 5 capi infetti e 4 morti. A Muravera, già applicate le misure nazionali di contenimento con il blocco della movimentazione dell'allevamento, istituita una zona di protezione nel raggio di 25 km dal focolaio e una zona di controllo estesa fino a 50 km. Oia, male. Situazione meno critica dell'anno scorso, bisogna intervenire subito ed evitare tensioni. Parla l'ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, Alberto Laddomava. Sanità, confronto acceso in Consiglio. Todde, ora governiamo i problemi. In serata la nomina di Spano a Sassari e Polimeni nel medio Campidano, cioè il due DG che non è stato nominato. I big dell'ematologia arrivano ad Alghero, terapie innovative per i tumori del sangue. Oggi e domani l'evento della U di Sassari, con medici da tutta Italia e da New York. Forza narrata in circa il 90% delle patologie si sono registrati progressi e possibilità di guarigione, quindi in circa il 90%, non è spacco, bene, il tumore del Susame sono micidiali, le nuove frontiere della cura dei tumori del sangue, dalle immunoterapie alle cellule ingegnerizzate, ma anche le difficoltà quotidiane di un reparto che assiste migliaia di pazienti e continua a lavorare sotto pressione nonostante carente di organico e spazi ormai inadeguati. E dentro questo doppio scenario l'eccellenza scientifica da una parte e le criticità strutturali dall'altra, che si inserisce il convegno intitolato Aggiornamenti in ematologia, in programma oggi e domani all'Hotel Catalunya di Alghero, organizzato dalla struttura complessa
di ematologia della U di Sassari. Benissimo, benissimo, con tutto cosa mi piace di partecipare, ma sul tempo non basta. Tutti gli indizi seguiti nell'operazione Drago, io un freno che abbiamo visto prima questa pagina. Assalto ai blindati in Toscana, la banda dei sardi a processo. Livorno, i 12 imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Sono accusati di rapina aggravata, detenzione e utilizzo di armi da guerra. Un'azione fulminea, preparata nei minimi dettagli e portata a termine con modalità militari. Ieri mattina si è aperta davanti al gruppo del Tribunale di Livorno, Francesca Mannini, una nuova fase processuale dell'assalto ai fuoristrada, cioè ai furgoni portavalori della società Battistolli, avvenuto il 28 marzo 2025 lungo la statale variante Aurelia all'altezza di San Vincenzo. Nell'aula, al primo piano del Palazzo di Giustizia, alla presenza di tutti gli avvocati difensori, i 12 imputati attualmente detenuti nelle carceri di Sassari, Oristano e Cagliari e Livorno, hanno partecipato all'udienza preliminare in videoconferenza. Va bene, però hanno accettato la trattativa, noi torniamo in un pacchetto di 6 secoli. Ecco qua che dobbiamo vedere tutti gli indizi seguiti nell'operazione Drago per arrivare agli arresti, l'accento degli audio, le tracce GPS e il pizzino, tutto la nostra straccia, le prove raccolte dagli inquirenti nell'ambito dell'operazione Drago, così era stata chiamata, si sono rivelate fin dalle prime battute tanto circoscritte quanto decisive. Un mosaico investigativo costruito pazientemente, tassello dopo tassello, partendo da elementi apparentemente marginali, ma che intrecciati tra loro hanno finito per delineare un quadro accusatorio coerente. Il mistero dei 3 milioni svaniti nel nulla, il bottino resta un nodo irrisolto dell'inchiesta, del denaro si è persa ogni traccia. C'è ancora un nodo irrisolto nell'inchiesta, in una frazione di tempo intercorsa tra la fuga e la dispersione della banda nel territorio, si è persa ogni traccia del denaro. Oltre 3 milioni di euro risultano infatti svaniti nel nulla, senza che siano stati individuati nascondigli, passaggi di mano o canali di riciclaggio immediatamente riconducibili agli autori del colpo. Un'assenza che pesa quanto una prova e che continua a rappresentare un punto oscuro delle indagini. Vai Kirka, in cui vi lascio pinna da qualcuno. Ecco l'Amusa Inter Cagliari nella notte dei fratelli Esposito, Pio e Sebastiano protagonisti quest'anno. Domani si sfidano per la prima volta a San Siro, entrambi attaccanti e a segno 6 volte sinora in campionato. Sarà la partita del cuore. In tribuna anche i genitori del Total a chi è a tifare, partita così il Cagliari batte l'Inter nel 68, monetina sul longo 0-2, tavolino a tavolino, vabbè. Conguagli stoppo all'istanza di Abbanoa, parecchi, questa cosa è una telenovela, esultano i promotori della class action, l'azienda non c'è alcun obbligo di restituzione. Il tribunale non sospende gli effetti della sentenza che li aveva bocciati e quindi dobbiamo spaccare noi dai buzzacca, questo che non hanno pagato prima. Prodotti 191 milioni di litri, fatturato in crescita per la Coppo Arborea del latte, bilancio solido per la cooperativa assegnatari associati Arborea che l'assemblea dei soci ha esaminato e approvato.
La cooperativa, composta da 146 aziende agricole, leader nel mercato lattiero caseario sardo, ha registrato un fatturato di 267 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al 2024. Bene, bene, di questo mi sono contento, dell'azienda modello. Continuità a rischio, niente di fatto a Roma, fumata nera nel primo vertice Ministero-Regione sull'aumento del costo del carburante per gli aerei. In assenza di interventi, possibili meno voli o biglietti più salati. Taglio delle accise nelle isole per tutto il 2026. Cosa si è proposta? Emendamento PD per Sardegna e Sicilia, lì i costi eccessivi tagli insomma ai costi eccessivi di benzina e gasolio. Un emendamento per dimezzare le accise e tutelare la continuità aerea in Sardegna e Sicilia. L'abbiamo già letto i sati del giornale. Andiamo da innanzi, il dermatite bovina torna a far paura, ha accertato un focolaio nel Sarrabos, abbattimenti nelle campagne di Munavera. Tiscali, futuro nero per i giornalisti. Sindacato, non sono state date prospettive. I giornalisti di Tiscali non hanno un futuro, lo dice una nota dell'Associazione della Stampa Sarda e del CDR di Tiscali Notizie, diffusa al termine del tavolo nazionale al Ministero delle Imprese. All'incontro erano presenti anche i vertici dell'azienda, i sindacati confederali, l'assessore regionale al lavoro Desire Manca e il suo omologo pugliese e l'assessore regionale all'industria Emanuele Cani. E vabbè, tisca l'informazione è tenuta in disuso. ASL denomina gli ultimi due manager scelti: Spano, Sassari, Polimeri, Mediocampidano. Scontro in aula con il centrodestra. La sanità privata in piazza. Domani i lavoratori sardi alla manifestazione di Roma. Il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali ha prodotto una situazione insostenibile. Salari fermi, potere d'acquisto ridotto e assenza di riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente da migliaia di professionisti della sanità privata. Anche FP, CGL, Cagliari, CILSI, UIL, FP Cagliari aderiscono allo sciopero nazionale di domani. Ares, bando per 66 infermieri. Via alla procedura di mobilità extraregionale. Ares, l'azienda regionale della salute, ha avviato la procedura di mobilità extraregionale per il reclutamento di infermieri da destinare alle case e agli ospedali di comunità. L'iniziativa risponde al fabbisogno relativo a professionisti da fuori Sardegna, espresso dalle aziende del Servizio Sanitario Regionale ed emerso nel corso del coordinamento dei direttori generali delle stesse aziende. Nel dettaglio si prevede un primo passaggio di ricerca di 66 infermieri da distribuire nelle SL di Sassari, eccetera, eccetera, o gli ASA e così via, che praticamente non che il cane personale che è iniziata da ora. Parliamo della politica internazionale, questa sono le bombe, caro prezzi, Bruxelles apre agli aiuti di Stato, l'ipotesi per limitare l'impatto del conflitto, ma Salvini la boccia, un pannicello caldo. L'esame dei 27, la bozza del piano di azione. La leva, già sperimentata durante la pandemia e la crisi ucraina, ritorna protagonista per fronteggiare lo shock dei prezzi dell'energia scatenato dalla guerra in Medio Oriente. Dopo settimane di confronto, Bruxelles è al lavoro per definire gli ultimi dettagli del piano atteso il 22 aprile. E cioè è possibile che l'azienda del trasporto apra aiuto degli Stati. Volenterosi pronti a sminare Hormuz, ma l'Iran non ci sta, sa carta idiota per tutto.
un piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. La coalizione dei volenterosi stavolta per Hormuz, formata da oltre 40 paesi, tornerà a riunirsi domani a Parigi e sembra davvero vicina dal passare all'azione. Il vertice dei leader è convocato da Emmanuel Macron e da Keir Starmer. Giorgia Meloni dovrebbe partecipare in presenza, però Iran chiaramente non crede che ritirano la carta principale che è giocare. Meloni, Zelensky asse rafforzato e Trump attacca ancora la prima. Al vertice sostegno totale all'Ucraina e appello all'unità dell'Occidente. Tregua USA-Iran, corsa contro il tempo. Si tenta un nuovo round di colloqui, ma restano nodi sul nucleare e Hormuz. La pausa per fermare le armi a Israele, un'azione legale contro Leonardo SpA e lo Stato italiano per fermare la vendita di armi a Israele. Non una battaglia simbolica, ma una causa civile che mira al cuore del complesso militare industriale nazionale. Da un lato c'è un colosso partecipato dallo Stato, fiore all'occhiello dell'industria italiana, reduce da un discusso cambio di vertice voluto dal governo, dall'altro un fronte ampio della società civile, Assopace, Palestina, a buon diritto, Atac Italia, Arci, Acli, Pax Christi, un ponte per la dottoressa Ala Abuleh, cittadina palestinese residente in Europa, che a Gaza ha perso quasi tutta la famiglia. Sotto questo però fa Kenya una causa contro gli statue contro Leonardo. Ecco, fin questo abbiamo terminato, si tengo a guardare oggi e dopo 32 minuti perché manca 15 secondi, penso io chiuderò a De Prus, oggi ma ha tanta cosa in gioco, e poi non sa sigla e tancatura. E noi diamo l'appuntamento torna a casa il Tenova non essere possibile, però non diamo l'appuntamento a casa a Portedie che besta appunto la presentazione del Sapienti e del Calvisi. Bene, a mentre vedere e di buona tutto dai Visti TV, addio e mentre da casa, mentre tutto tanto lo pastore e chi la data è più sbagliata, lo scrivere ne donare da vecchia Sarcoglioli, dove fate su vinti e su campi sportivi che in tutto possono rallentimenti che sono iscritti e su manifesti che hanno pubblicato in TV. Addio e mentre da casa.